Bentornati su Highway Italia, nuovo video della serie Real Time 4K. Torniamo on the road. In questo momento siamo a Roma, pressi della tangenziale est, e stiamo per prendere l'autostrada dei Parchi A24 in direzione L'Aquila-Teramo. Proprio nei pressi dell'inizio dell'autostrada A24. Oggi è sabato 21 settembre 2024, in questo momento sono le ore 9 precise. E abbiamo dei cambi di corsia su linea continua, hanno rifatto la segnaletica orizzontale. Di recente in questo tratto arriviamo proprio all'inizio del tratto urbano della A24, che inizia proprio in questo momento. Autostrada dei Parchi A24 Roma, L'Aquila, Teramo. Subito Galleria Pittaluga, 405 metri. In particolare abbiamo preso quello che è chiamato il tronco di penetrazione urbana della A24, che sostanzialmente congiunge il grande raccordo anulare con la tangenziale est di Roma. Sono circa 7 chilometri di tratto, mentre poi il percorso vero e proprio dell'autostrada A24, anche con la sua chilometrica, percorso di circa 160 km, parte appunto dall'allacciamento con il grande raccordo anulare e prosegue sino a Teramo. Subito in avvicinamento area di servizio Tiburtina Sud, uscita via Fiorentini. Tronco di penetrazione urbana della A24 che si sente spesso citare nei notiziari per il traffico, le code e i rallentamenti, soprattutto in direzione Roma Centro. Tanto siamo arrivati all'uscita di via Fiorentini, via Tiburtina, via Prenestina, viadotto Serenissima, 340 metri. Veicolo a noleggio di oggi, una Toyota Yaris Cross, mentre siamo in avvicinamento all'uscita via Palmiro Togliatti. Viadotto Botanica, 575 metri. Stiamo avvicinando al bivio con la complanare per il grande raccordo anulare, viadotto Cervelletta, 68 metri. E tra poco parleremo anche del giro in programma oggi, e arriviamo al bivio con la complanare della A24, mentre entriamo in questo momento al chilometro 1 del tronco di penetrazione urbana, quindi sulla complanare esterna, per prendere di fatto il grande raccordo anulare, mentre transitiamo sul viadotto Tor Cervara, mentre noi rimaniamo nella complanare interna per proseguire appunto in
direzione dell'allacciamento con l'autostrada del Sole, quindi proseguire o in direzione Napoli o in direzione Firenze, oppure rimanere sulla A24 e proseguire quindi verso l'Abruzzo. Complanare a destra in avvicinamento allo svincolo col grande raccordo anulare, viadotto La Rustica 225 metri, ed è iniziata di fatto da 200 metri il tratto vero e proprio dell'autostrada A24, anzi scusate, inizia proprio in questo momento, chilometro zero, quindi lasciamo il tronco di penetrazione urbana, entriamo a tutti gli effetti nell'autostrada A24 di competenza di Autostrada dei Parchi, viadotto Aniene 1, 231 metri. Avremo un po' di leggero controsole nella percorrenza iniziale del tratto laziale, mentre poi la luminosità sarà più a nostro favore durante il resto della percorrenza. Tanto sulla carreggiata complanare in avvicinamento uscita 7 Camini, tra l'altro sfortunatamente per le percorrenze di oggi e domani ho dimenticato a casa il mio dispositivo Telepass e quindi sarò costretto, diciamo, a utilizzare i caselli senza Telepass, mentre sono 99 i chilometri che ci separano dall'Aquila, capoluogo abruzzese, 147 quelli che ci separano da Teramo. Sulla destra in questo momento uscita Ponte di Nona. A conto di non trovare troppo traffico, insomma, ai caselli, mentre transitiamo sul viadotto Aniene 234 metri. Viadotto Cerroncino, mentre arriviamo in questo momento al chilometro 4, prossima uscita lunghezza in corrispondenza della barriera di Roma Est, tra circa 4 km. Viadotto Benzone 208 metri. Giornata ottima dal punto di vista meteorologico, 21 gradi la temperatura esterna, ora che sono le ore 9:08, sempre sabato 21 settembre 2024. Viadotto dell'Osa 238 metri. Allora, il video in real time dell'autostrada A24 sarà diviso in due parti. La parte 1, quella di questo video, con percorrenza Roma-L'Aquila. Seconda parte, prossimo video, con percorrenza L'Aquila-Teramo. Poco più di 1000 metri, barriera Roma Est, si entra di fatto nel tratto a pedaggio dell'autostrada A24.
biglietto d'ingresso. Sono abituato a fare questo gesto, infatti spero di non sbagliarmi in nessuno svincolo, di non prendere corsie del Telepass per abitudine. Viadotto San Giuliano, 299 metri. Viadotto Corcolle Primo, 361 metri, mentre arriviamo al chilometro 9. Prossima uscita Tivoli, tra 3 km ma tra 1000 metri, allacciamento con l'autostrada del Sole A1 Milano-Napoli. Viadotto Corcolle secondo, 1173 metri. Allacciamento con l'autostrada del Sole, realizzato durante gli anni 80, quando appunto il tratto Milano-Roma è stato unito senza soluzione di continuità al tratto Roma-Napoli attraverso la bretella di collegamento tratto Fiano Romano San Cesareo. Autostrada del Sole, svincolo sulla destra, subito sulla destra in questo momento area di servizio Colle Tasso Sud. Avvicinamento uscita Tivoli. Viadotto San Vittorino, 524 metri. Autostrada A24 che insieme alla sorella A25 sono state realizzate a partire dalla fine degli anni 60, costituirono di fatto il primo collegamento autostradale diretto tra versante tirrenico e versante adriatico. Viadotto San Germano, 329 metri. Mentre arriviamo al chilometro 14, prossima uscita a Castelmadama, tra poco più di 9 km. A24 che appunto collega le città di Roma con L'Aquila e Teramo, poi l'autostrada A25 che si dirama dalla A24 nei pressi di Torano e passando per Avezzano arriva sino a Pescara, mentre la A25 nei pressi di Pescara è allacciata per mezzo di uno svincolo autostrada adriatica A14. Ciò non avviene per l'autostrada A24 che termina di fatto in corrispondenza di Teramo e per mezzo della superstrada strada statale 80 viene raccordata la cosiddetta superstrada Teramo Mare. La fine della A24 viene appunto raccordata al casello autostradale di Teramo sulla A14, senza però avere uno svincolo diretto.
galleria del percorso, galleria Stonio, 1240 metri. Naturalmente dovendo di fatto attraversare l'Appennino, quindi un'orografia piuttosto complessa. L'autostrada dei Parchi, in particolare la A24, si caratterizza per opere infrastrutturali degne di nota tra viadotti e gallerie, e non possiamo non menzionare la galleria del Gran Sasso, più di 10 km di galleria a doppia canna. Il territorio abruzzese costituisce la galleria a doppia canna più lunga d'Europa, inoltre anche la galleria più lunga d'Italia, che è interamente nel territorio nazionale italiano. Trafori autostradali internazionali sono più lunghi, però non sono interamente in territorio italiano. Prossima uscita Castel Madama, tra poco più di 2 km. Uscita Castel Madama. Tivoli Bellegra San Vito Romano, tra le località raggiungibili dall'uscita Castel Madama, mentre transitiamo sul viadotto Cadore. Castel Madama arroccata sulla collina sulla sinistra dello schermo. Uscita Castel Madama. Prossima uscita Vicovaro Mandela, tra 9 km. Viadotto Acqua Santa, 148 metri. Arriviamo al chilometro 25 in questo momento. Galleria San Chirico. Viadotto della Noce, 539 metri. Direi che per il tratto che stiamo percorrendo, qualità dell'infrastruttura, almeno dal punto di vista dell'automobilista, direi buona. Viadotto Cannuccette, 268 metri. Ricordo che nel 2022 è stata revocata la concessione Autostrada dei Parchi in favore di ANAS, ma poi a gennaio del 2024 la concessione è stata ridata. Autostrada dei Parchi, viadotto Santo Stefano, 178 metri. Senz'altro Autostrada dei Parchi non è un gestore
diciamo, rinomato per la manutenzione puntuale dei tratti autostradali gestiti, in particolare le condizioni delle pile dei viadotti. Probabilmente la situazione è comunque migliorata rispetto a qualche anno fa. Però a mio parere personale ci sono gestori che fanno ben di peggio e a cui la concessione non viene minimamente revocata, mentre arriviamo in questo momento al chilometro 30, viadotto Marta Maria, 150 metri, subito viadotto Pagino, 150 metri. Allora, il giro di oggi prevede appunto l'inizio con la percorrenza dell'autostrada A24, L'Aquila-Teramo, arrivare quindi sino alla A14, dove inizierà la mia salita verso nord, mentre entriamo nella galleria Ara Salera. Salita appunto verso nord, quindi Ancona, Bologna, poi punto di filmare il percorso completo dell'autostrada A13 Bologna-Padova in versione real time 4K, mentre transitiamo sul viadotto San Cosimato, avvicinamento uscita Vicovaro Mandela, in questo momento sulla destra. Volta arrivato a Padova, filmare sempre in real time 4K la tangenziale di Mestre, ma il tutto per poi prendere l'autostrada A27 e riuscire a filmare in versione classic il percorso completo della superstrada pedemontana veneta, compreso quindi lo svincolo di Montecchio, che ancora non ho avuto modo di filmare da quando è stato inaugurato ad aprile di quest'anno. Prossima uscita Carsoli Oricola, tra poco più di 15 km. C'è nella giornata di domani il mio ritorno a Roma. Ciò che conto di fare è registrare il percorso completo dell'autostrada A21 da Brescia a Torino. Già stato pubblicato il percorso completo Torino-Brescia. Filmare poi il percorso completo dell'autostrada A6 Torino-Savona, che avevo già realizzato in collaborazione, ma che porterò filmato da me, con appunto la carreggiata sud che è riaperta proprio da qualche settimana, stata chiusa per molti anni per lavori. Viadotto La Spiaggia, 276 metri. Viadotto Ferrata, 460 metri. Poi una volta arrivato a Savona, sicuramente filmerò Savona-Genova, sono ancora indeciso se filmarlo in real time 4K oppure classic con segnaletica, e dopo punto di fare un video Genova-Roma in real time 4K, probabilmente in un'unica parte, quindi verrà un video molto lungo. Vedremo se riuscirò a gestirla anche in termini di memoria del telefono. Registrare in 4K comunque richiede parecchie risorse. Viadotto Ciarlotta,
passaggio Roviano mentre transitiamo sul viadotto Ponte Nuovo. In questo momento al chilometro 40. Viadotto Roviano. Galleria Roviano 717 metri. Viadotto Fonte Petricca. Viadotto Colle Alto 361 metri. Viadotto Sant'Elia 385 metri. Metri alla prossima area di servizio Civita Nord, mentre arriviamo al chilometro 45. Viadotto Bagnatore 273 metri. Prossima uscita a Carsoli Oricola tra 4 km e mezzo e lasciamo in questo momento la regione Lazio per entrare in regione Abruzzo, provincia dell'Aquila, non in maniera definitiva in quanto percorreremo tratto in territorio abruzzese, salvo poi rientrare per un altro breve tratto in territorio laziale, in corrispondenza del quale ci sarà appunto lo svincolo di Torano Bivio con l'autostrada A25 e poi si rientrerà definitivamente in territorio abruzzese. Avvicinamento
della Marsica, raggiungibili dall'uscita Carsoli Oricola, in questo momento sulla destra. Ore 9:31 in questo momento. Viadotto Ponte Turano, 46 metri. Viadotto Peschietto secondo. Viadotto Peschietto primo. Viadotto Valle Mura. Chilometro 55. Prossima uscita Tagliacozzo, 5 km. Viadotto Valle Intensa, 389 metri. Viadotto Pietrasecca, 1860 metri. Uno dei viadotti più lunghi dell'autostrada A24. Paesino di Pietrasecca, arroccato. Città Tagliacozzo tra 1500 metri, mentre entriamo nella galleria Pietrasecca, 1115 metri di lunghezza.
Sante Marie Pietrasecca, Cappadocia, località sciistiche di Camportondo e della Marsica, raggiungibili dall'uscita Tagliacozzo, in questo momento sulla destra. Prossima uscita Valle del Salto tra 13 km. Viadotto Riasola Primo. Galleria Colle Mulino, 1041 metri. Galleria Sant'Angelo, 1537 metri. Siamo in avvicinamento al bivio con l'autostrada A25 per Pescara, il bivio di Torano. Siamo in questo momento al chilometro 68. Siamo quindi rientrati in territorio laziale per un breve tratto. A entrare nel cuore dell'Appennino abruzzese. Viadotto sul fiume Salto e arriviamo al bivio con l'autostrada A25 per Chieti Pescara.
orientamento va sostanzialmente a nord-nord-est, direzione L'Aquila. Mancano 26 km all'area di servizio Valle Aterno, in corrispondenza della quale terminerà questo video di percorrenza della A24 Roma-L'Aquila, per poi iniziare il video successivo sempre in real time 4K. L'Aquila, Teramo. Uscita Valle del Salto tra 1 chilometro. Torano, Borgorose, Rieti, Fiamigiano e il Lago del Salto raggiungibili dall'uscita Valle del Salto in questo momento sulla destra. Chilometro 77. Prossima uscita Turning Part a 6 km. Arriviamo in questo momento al chilometro 80, sono 78 i chilometri che mancano per la fine dell'autostrada Teramo, mentre entriamo nella galleria San Rocco, 4181 metri, tra le top 10 gallerie più lunghe della rete autostradale italiana. Caratteristica anche la forma della sezione delle gallerie sulla A24, molte gallerie
con un ellisse schiacciato, una forma più ellittica, una sezione più ellittica che circolare. Arriviamo alla fine della galleria San Rocco, subito uscita turning parte, svincolo rifatto negli ultimi anni. Abbiamo al chilometro 85, 14 km all'area di servizio Valle Materno Est. Viadotto Valle Orsara, viadotto Piletta, Le Monache, e arriviamo alla prima area di cantiere incontrata lungo il percorso. Con restringimento a una corsia, chiusura della corsia di sorpasso. Viadotto Le Pastena, viadotto Cerqueta, e arriviamo al chilometro 90. Noto un rallentamento davanti a noi, veicoli un po' lenti.
L'Aquila, uscita all'Aquila Ovest tra 10 km. Finalmente alla fine di quest'area di cantiere. Mancano 7 km all'uscita di L'Aquila Ovest. Chilometri all'area di servizio Valle Aterno Est, in corrispondenza della quale terminerà questo video. Percorriamo il chilometro 95, viadotto Genzano 145 metri, galleria Genzano 761 metri. Ore 9:55 in questo momento, questo sabato 21 settembre 2024. E siamo ormai arrivati alla città dell'Aquila, capoluogo abruzzese. Il percorso proseguirà col prossimo video in real time 4K della percorrenza dall'Aquila a Teramo. Di servizio Valle Aterno Est. Io vi ringrazio come sempre per la compagnia anche in questo viaggio. Il viaggio proseguirà fino a Teramo, ma io per il momento vi ringrazio. Ricordate come sempre, drive safe.